La mostra La spiritualità cristiana nell'arte a Trieste, nella sala Xenia, è visitabile ancora fino a domenica 19 maggio. Della mostra parliamo con il curatore Franco Rosso, che è con noi, e poi avremo modo anche di incontrare alcuni degli artisti che in mostra espongono. Com'è nata l'idea della mostra, che riprende una sorta di tradizione? Sì, la mostra riprende un percorso, un viaggio già iniziato una decina di anni fa. Lo riprende quest'anno, 2024, per iniziativa di Studium Fidei, che è l'associazione culturale di Monsignor Ettore Malnati, e l'obiettivo è quello di creare di far incontrare, creare una contaminazione tra le varie espressività artistiche, le varie fantasie, le varie riflessioni sul tema dell'esistere e dell'esistenza, e quindi scoprire quelle che sono le motivazioni spirituali nel vivere comune attraverso la creatività. L'evento coinvolge quindi le arti figurative, la pittura, la scultura, la fotografia, ma anche la musica e anche la letteratura, sul tema sul quale poi si sono cimentati alcuni autori locali, e quella che è la responsabile un po' del settore della letteratura, la professoressa Cristina Benussi, ha scelto due autori di riferimento su questa tematica, e cioè la Alda Merini e Davide Maria Turollo, quindi due poeti completamente diversi l'uno dall'altro. L'Alda Merini più, popolare, ma anche borderline, invece Davide Maria Turollo un grande intellettuale, un poeta e anche un scrittore e scrittore teatrale con Pasolini, quindi un grosso personaggio che però ha pubblicato molti suoi lavori, molte sue riflessioni, molti suoi versi in molteplici libri. L'arte figurativa ha incontrato spessissimo la religione, no? Che differenza c'è in questo senso fra religione e spiritualità? Beh, diciamo che Dio è sempre di mezzo tra chi costruisce storie e chi modella delle immagini con la propria fantasia. Diciamo che la differenza tra spiritualità e religione. Diciamo che l'arte e la creatività può ritrovarsi sempre nella spiritualità. Poi nella religione la ritroviamo con il codice culturale civile della religione cattolica, nel nostro senso, e soprattutto nella musica possiamo dire che la musica sacra, che è nata dalla religione cattolica, ha raggiunto vette non raggiunte da altre musiche che nascono da altre religioni. Cosa è stato più difficile mettere in mostra? Penso forse la parte che riguarda la musica. Almeno... Sì, la musica, come qua non è in mostra, la dobbiamo ascoltare, tant'è che il 26, domenica 26, l'evento conclusivo di questo evento plurisettoriale avviene proprio con un concerto di musica sacra diretto e scritto dal maestro Giorgio Blasco, che si svolgerà nella chiesa di Notre Dame di Sion. C'è anche un appuntamento proprio, se non sbaglio, anche qui, nel giorno di chiusura. Sì, qui ci sono stati più appuntamenti. Comunque domenica 19 faremo un incontro con la letteratura e quindi con la lettura di alcuni brani proprio che sono pubblicati poi nel catalogo e sono stati scelti per questo evento. Come sono stati scelti gli artisti? Come è stato scelto che cosa esporre? Diciamo che il tema, gli artisti partecipano su invito. Questo fa sì che non ci siano ripetizioni, ogni quadro, se lo vediamo, è a sé e non c'è nessuna sovrapposizione. Diciamo che sono scelti artisti che si sa che hanno una dimestichezza con la declinazione artistica della spiritualità, e la scelta poi, l'opera viene in teoria fatta sul tema della mostra, che in questo caso era abbastanza generico, però anche abbastanza
puntuale, cioè la spiritualità cristiana nell'arte, nelle varie espressioni artistiche, nei vari linguaggi artistici. Quindi sono tutte quante opere quelle pittoriche realizzate appositamente per... Sì, queste sono tutte opere pittoriche e non, sculture eccetera, realizzate per questo evento, anche le fotografie. Infatti ci sono 16 artisti fotografi che si sono cimentati con questa espressività, cogliendo, diciamo, la spiritualità nei loro scatti fotografici, che è più difficile. L'artista ha tempo di pensare, di modellare, di correggere, di intervenire. Il fotografo deve saper cogliere nell'immediatezza quello che risulta per lui di spirituale in un'immagine già esistente nella realtà. Chiudiamo il discorso che riguarda l'arte figurativa presente in mostra, perché insomma, sotto certi aspetti si possono anche cogliere differenti fasi dell'arte contemporanea. C'è il figurativo, c'è un ritratto questo di Don Vatta alle mie spalle, però insomma ci sono varie declinazioni di una espressività ovviamente unica. Quello che unifica questa espressione, che caratterizza l'arte sacra e la fa diventare vera arte, vera autentica arte, è che l'arte sacra nasce sempre da una premeditazione, quindi nasce da una progettazione e quindi da una conoscenza anche colta, diciamo, dell'argomentazione. Questo qua adesso casualmente ci troviamo davanti a questo quadro che può apparire per certi versi non incomprensibile, ma insomma discutibile anche l'abbinamento tra una miniatura dedicata all'angelo e queste figure, questo azzurro. In effetti l'artista nel fare questo quadro si è ispirata quest'artista vive a Nizza, a Trieste e a Nizza, quindi si è ispirata a Yves Klein, che è l'artista di Nizza che aveva inventato e brevettato addirittura questo suo azzurro, e quindi lei ha dedicato questa composizione a questo artista. Questo artista poi a sua volta stranamente era un seguace, un cultore della Santa Rita d'Akasha, e quindi lui, Klein, nelle sue opere dedicate alla Santa Rita d'Akasha, aveva utilizzato questi colori: l'oro che simboleggia il Padre, Dio, il blu che simboleggia il Figlio Cristo, e questo salmone rosa che simboleggia lo Spirito. E quindi quest'artista ha composto, diciamo, questa composizione partendo da queste conoscenze. Come sempre, più si sa e più si vede, però, diciamo, mentre qua ovviamente è più semplice. Don Vatta lo riconosciamo tutti, quest'artista, Lakis, ne ha fatto, diciamo, un'icona come immagine della spiritualità nella società. Alida Cartagine ha curato la sezione della mostra dedicata alla fotografia. Prima domanda: che rapporto c'è fra fotografia e spiritualità? È un rapporto molto particolare, un rapporto sottile tra quello che è la nostra esigenza più profonda ed interiore e quello che ci circonda. Riuscire a stabilire un legame sottile, quasi invisibile, tra, come diceva adesso, quello che noi vediamo attorno a noi e quello che la nostra mente, il nostro cuore, il nostro spirito richiede, e trovare un equilibrio. Come riesce il fotografo a tradurre in immagine tutto ciò? Perché sotto certi versi è abbastanza semplice, sotto altri versi è più difficile. Bisogna ascoltarsi, ascoltare, concedersi del tempo, approfondire, rielaborare e poi inglobare. Si riesce a fare tutto, come posso dire, senza interventi esterni? Senza interventi esterni, perché in realtà la spiritualità, se noi ci guardiamo attorno, esiste ed è molto molto frequente e molto profonda. Basta, torno a dire, fermarsi ed osservare con estrema attenzione e chiedersi: ma noi cosa vogliamo esattamente? Nelle immagini che lei ha selezionato ci sono, anche in questo caso c'è un'enorme varietà
di soggetti e credo anche una varietà di tecnica, nel senso alcune sono in bianco e nero, altre sono foto che sembrano quasi prese sul momento, eccetera. Come ha selezionato appunto le immagini che poi sono esposte? Dunque, diciamo il tutto è partito da una richiesta fatta a tutti i soci del nostro circolo fotografico triestino, che, apro una parentesi, il prossimo anno festeggerà i 100 anni di vita, ecco, e ci auguriamo che ci arrivi bene. Sono arrivate numerosissime richieste, numerosissime persone hanno aderito, soci hanno aderito, tra i quali, proprio in base a quella che era stata, diciamo, la richiesta iniziale, sono stati ridefiniti e rielaborati gli autori che avevano maggiormente centrato l'obiettivo. Detta da... L'obiettivo, difatti l'ho detto apposta, l'obiettivo in modo tale, e poi selezionato in modo tale che questo obiettivo si trasformasse in un ventaglio, in modo tale da dare a chi veniva a visitare la mostra una, chiamiamola, disponibilità di visioni diverse. Ecco, questo è stato il nostro lavoro. Ecco, anche qui si viene quasi presi per mano, no? E condotti attraverso stili differenti, come dicevamo prima, sì, no? Sì. È interessante anche questo, è interessante poi anche vedere appunto come il concetto di spiritualità è tradotto e applicato, se vogliamo, in maniera completamente differente. Un volto di una persona può contenere elementi di spiritualità, un paesaggio può contenere elementi di spiritualità, invece anche si può poi riproporre qualche cosa che è di per sé spirituale. Esatto, anticipato quello che intendevo fare adesso, proprio, diciamo, uno sguardo sulle immagini che sono qui esposte. Questa prima parete riguarda la spiritualità dell'ambiente. Ecco, ho conosciuto una persona che mi ha detto: io quando entro in determinati ambienti, che ovviamente il mio essere richiede, mi sento tutto uno, spiritualmente tutto uno con l'ambiente. E qui entrano in gioco tante cose, la luce, il silenzio, la possibilità della persona di fermarsi per un attimo e come assaporare un buon cibo, capire il gusto, qua parliamo però di mente, di occhi, capire il gusto di quello che l'ambiente ti offre. Abbiamo poi le parti, diciamo, raccolte, la spiritualità raccolta in chiesa, però in mezzo abbiamo la spiritualità raccolta sul ponte di Mostar, dove la spiritualità alleggia per quello che c'è stato, per quello che i fatti hanno lasciato ai popoli che verranno dopo. La spiritualità delle suore all'interno di una cattedrale di Bari, di San Niccolò di Bari, quando vanno a fare preghiera. La spiritualità di queste opere che sono tratte dalla pittura della figlia di Luigi IX, che è una pittrice di Serena IX, e il pittore Giacomo Garcia, che è un pittore nonché letterato napoletano, ha estrapolato alcuni segmenti delle opere e ha creato la sua opera. Abbiamo poi la spiritualità raccolta durante i viaggi, raccolta nelle chiese, anche non, chiamiamole così, nella chiesa greco-serbo-ortodossa, nel cimitero greco, nella chiesa greca, nella chiesa cattolica, ma la spiritualità anche individuale di chi dice: voglio volare per arrivare ad un punto tale che raccolgo quello che l'ambiente, le vicissitudini di vita mi offrono, senza perdere però lo sguardo verso chi di spiritualità vorrebbe nutrirsi ma non può per vari motivi. E perciò l'uomo raccoglie nell'angolo per i quali con noi dovremmo avere un po' di spiritualità per queste persone che non ce la fanno. La spiritualità dell'arte, e qui il nostro Umberto Vittori, che è il socio più anziano, ha 96 anni e 65 di iscrizione al circolo, ha raccolto da un suo vecchio amico, da Livio Rosignano. Lui ha recepito questa spiritualità nel progettare, nel raccogliere i colori, nel dipingere e nel firmare un'opera d'arte. E poi la spiritualità della famiglia, che è molto importante. All'inizio è stato quasi
ma come uno fotografa i nonni, i bisnonni, la mamma, il papà? No, e giustamente Don Malnati ha detto la spiritualità primaria è quella della famiglia, dove l'uomo nasce, cresce, si forma, si sviluppa e prosegue nel suo cammino. Ecco, io spero di aver fornito, diciamo, un ventaglio abbastanza completo di quello che, poi ce ne sono ovviamente altri, di quello che gli esseri umani possono raccogliere dalla fotografia. Io ritengo che la fotografia, al pari delle altre arti, sia un potentissimo mezzo di comunicazione, purché sia fatta comune, purché sia recepibile al punto che tantissime persone possano comprenderla e farne buon uso. Ricordo un fotografo che non c'è più, che era Alfonso Mottola, diceva: di fronte ad una foto ti devi fermare almeno un minuto, perché il vero messaggio sta oltre i contorni visibili delle cose. Carlo Fritsch è l'autore di E ti vengo a cercare. Beh, intanto perché si parte da Battiato o perché si arriva a Battiato? Allora, si parte da Battiato, o anche si arriva, direi più si arriva a Battiato, perché Battiato è uno degli autori da me preferiti e credo che sia l'autore più spirituale che abbiamo avuto. E ti vengo a cercare in particolare una canzone che Battiato ha cantato persino davanti al Papa. L'opera è molto particolare, nel senso che è realizzata su lamiera. Questo è, diciamo, partiamo cioè, fa parte di quello che io prediligo, cioè utilizzare materiali più che pitturare. Quest'opera parte soprattutto dal cerchio, che è un freno a disco che io ho trovato da un rottamaio con altri ingranaggi, e quando l'ho trovato subito ho deciso che quello doveva essere Dio in qualche opera, e l'ho messo da parte. Poi ho trovato questa lamiera da un altro rottamaio che era arrugginita e cioè questa è proprio ruggine? Quella è ruggine vera e l'azzurro è originale della lamiera. Quindi io qua ho fatto un'opera di assemblaggio tra la lamiera esistente, ho dipinto ovviamente lo sfondo proiettato dall'essenza di Dio, che è oro, e ci ho aggiunto il mio braccio. E anche qui però lei dice che si parte da Dio, si potrebbe anche, si potrebbe anche dire che però a Dio si arriva. Il braccio sembra più cercarlo. Ma difatti io sono partito da Dio nel progetto. Quando si parlava di spiritualità ho fatto una piccola ricerca che mi ha fatto capire che la spiritualità è una cosa enorme e quindi è per quello. E ti vengo a cercare, Dio e io. Qualcuno mi ha criticato perché ho messo la fotografia del mio braccio invece di disegnare un braccio, cosa che avevo anche pensato di fare, ma è che ho voluto personalizzare l'opera, nel senso che ero io che andavo a cercare Dio, e quindi si vede il mio braccio, si vede i miei ammennicoli, il mio tatuaggio, eccetera, eccetera. All'interno della mostra c'è spazio anche per un'installazione che si intitola L'arduo percorso verso la spiritualità. Ne parliamo con Antonio Trotta, che è appunto l'autore. È abbastanza semplice in realtà interpretare, no, l'installazione. Sì, in realtà sono voluto proprio partire dalla difficoltà, anche dovuta a quello che ci circonda, di raggiungere la spiritualità. Se ne parla, ma non è per tutti, non è raggiungibile da tutti. Per cui io ho voluto proprio stigmatizzare questo elemento, pensando a un'installazione che fosse proprio metafora della difficoltà. E quindi c'è un gradino piccolo, poi ci sono due specchi che hanno un'inclinazione diversa, e quello più grande
ci riflette in un contesto terreno, ma ce n'è uno più piccolo, rivolto verso l'alto, difficile da raggiungere appunto, il gradino è piccolo, le corde che potrebbero aiutarci a salire sono instabili e proprio questo ci fa capire quanto possa essere difficile raggiungere la spiritualità. Però poi una volta in alto c'è una lampada che ci illumina, che crea un alone di luce e che quindi ci contestualizza dalla realtà, dal terreno e ci eleva e ci fa appunto percepire il raggiungimento di questo stato che può essere uno stato appunto diverso da quello che viviamo quotidianamente. Insomma, da questa è partita l'idea. È curioso, ma neanche tanto se vogliamo, che, come dire, il primo specchio non riflette il nostro volto, non riflette, se vogliamo, non riflette la nostra testa e non riflette il luogo dove ha sede il nostro cervello, e magari proprio perché la spiritualità è anche qualche cosa che ha a che fare con la nostra mente, con le nostre facoltà e non necessariamente, forse un po' lo banalizzo, con il nostro corpo. No, in realtà questa può essere sicuramente un'interpretazione. L'altra è che non importa chi in quel momento è di fronte a questo specchio grande, è semplicemente proprio il fatto che tutti noi siamo per lo più radicati in un aspetto più terreno, quindi quasi a un voler personalizzare. Chiunque viene ripreso, è più facile guardarsi in un concetto di quotidianità perché siamo presi dai problemi, dagli impegni, insomma le notizie che ci arrivano brutte da mezzo mondo, per cui non era importante che ci fosse il nostro viso, quanto invece è importante che il nostro viso sia molto visibile nello specchio che è rivolto verso l'alto, perché è lì che invece l'opera diventa personale, perché in quel momento io che ho fatto quello sforzo e che ho superato quell'ostacolo sono arrivato a decontestualizzarmi e a vedermi in una realtà più rarefatta, più eterea, ma in quel caso sono io perché sono io che ho lottato per raggiungerlo. Autos ex ducere è il titolo dell'opera di Francesca Danese, è l'opera che incontra in qualche modo anche la musica, perché come potete vedere sotto la targhetta che identifica l'autrice c'è anche un QR code che si può inquadrare ed eventualmente anche sentire la musica. Come si è arrivati a questa soluzione, che è forse la soluzione ideale per certi aspetti, no? Sì, allora questo dipinto e la musica collegata rientrano un po' in un progetto di natura sinestesica che porto avanti dal 2019 con il musicista e chitarrista Sergio Giangaspero. In questo caso specifico ci siamo ovviamente documentati parecchio prima di approcciare questo lavoro, sia da un punto di vista grafico che musicale. Infatti ero molto contenta di questo invito, per il quale ringrazio, però sì, il tema per me non era immediato, così abbiamo deciso di visitare varie realtà cittadine, alcune chiese e altri anche dei musei, in modo da entrare un pochino in quello che poteva essere anche un mondo architettonico, artistico, dal momento che si trattava della spiritualità cristiana, ma nell'arte a Trieste. Nel farlo abbiamo cercato un po' di riportare quelli che erano gli aspetti che ci avevano colpito maggiormente. In realtà ho cominciato io in questo caso a delinearli in quella che era la bozza all'inizio grafica. Il musicista ha iniziato a seguire in modo sinestesico, per così dire, io cerco di riassumere quello che poteva essere sì l'andamento delle linee, la distribuzione dei colori, la composizione, ma anche il significato che volevamo dare un pochino a questo lavoro. Autos ex ducere in realtà è stato preso a prestito da quello che era scritto sulla prima facciata del mio quaderno di religione della quarta ginnasio. Quando il nostro professore, il professor Brandmeier, ci ha spiegato cosa volesse dire, cioè trarre alla luce il meglio di sé. Allora noi abbiamo pensato di proporlo come un percorso spirituale, anche, ce l'abbiamo inteso anche così, ed è per questo che il dipinto si struttura un po' come una stanza dalla quale però iniziano a entrare e uscire, qua non è determinante
altre strutture, altre piccole camere, e in questo si delineano gli elementi architettonici che abbiamo potuto visitare. A ciascuna figura, a ciascuna parte corrisponde un tema musicale in base alle caratteristiche del tema musicale, quindi sia a livello armonico che di divisione, quindi ritmica. In mostra c'è anche Mauro Martoriati con un'opera che si chiama La città della rinascita. Noi conosciamo Martoriati e difatti già entrando io ho capito subito chi fosse l'autore di questa opera. Che cosa ci dice? Beh, posso dire che rappresentare la spiritualità per me è stato molto complesso questa volta, è molto difficile, anche per la scultura, per dover dare un senso di leggerezza. Allora rientra nel mio ciclo delle città sospese di questo periodo, aggiungendo il luogo della spiritualità, affinché una città stessa nasca sotto una forma sia strutturale e materica, ma anche profondamente spirituale. Cioè una città ha bisogno dell'umano dentro, e questo è uno degli esemplari. La Basilica di San Pietro, appunto, che un po' mi rappresenta come la mia cultura romana, di portare un luogo della spiritualità e di conseguenza la sua diffusione. Anche in questo caso l'opera è realizzata anche in parte con materiale, sì, diciamo di riciclo, insomma. Sì, il legno viene materiale di riciclo, in quanto faccio un po' ritoccare quella faccenda delle nuove città che verranno ricostruite su alcune città ormai sotto forma di macerie che dovranno essere ricostruite, che non solo ricostruite appunto solo in maniera fisica, ma anche dal mondo di fede e di spirituale. Il legno è ritenuto quasi materiale povero, no? Ed è forse un materiale dove un certo senso di spiritualità si vede di più, no? Nel senso è terragno il legno, si può dire. Sì, però sono uno scultore di metallo più che altro. Io il legno è stato un po' occasionale per avere un po' questa temperatura esattamente come è il nostro corpo. In realtà il metallo è molto freddo. E poi questo è un materiale appunto riciclato, proprio per far vedere appunto la rinascita delle nuove città. La Basilica di San Pietro si può anche togliere. La basilica è un segreto, sì, si può togliere, faccio vedere appunto, ma è incatenata dalla sua struttura, perché insomma ad ogni città chiaramente ognuno ha il suo mondo di fede e anche spirituale, insomma, riconoscendo questa è la mia fede, è la mia spiritualità, insomma, ecco.